Il sindaco di Breda di Piave, Moreno Rossetto, è stato avvertito dai carabinieri della locale stazione di quanto accaduto, del rimpatrio di Yahya Mansour, residente nel suo comune, con il padre e un altro fratello, espulso per un pericolo terrorismo. Il primo cittadino conosce la famiglia del 19enne e spiega che non ci sono mai stati problemi con loro. Non hanno mai dato fastidio, ho avuto modo con il padre di interloquire, di fare una verifica ancora nel 2014 perché non era molto presente nel condominio e abbiamo fatto una verifica con i nostri vigili per capire la sua presenza all'interno del condominio Atria. È stato quello episodio e poi c'è una frequenza quasi regolare del locale, insomma. Lunedì pomeriggio Yahya, di rientro da un viaggio in Tunisia, sbarcato al Marco Polo di Venezia, è stato fermato dalla polizia di frontiera e rimpatriato. Per 10 anni non potrà più far rientro sul territorio italiano. Il provvedimento arriva alla conclusione delle indagini condotte da Digos e Intelligence Antiterrorismo, che avevano iniziato a concentrare la propria attenzione sul 19enne dopo alcuni post pubblicati sulla sua pagina Facebook alcuni anni prima. Secondo gli investigatori, il ragazzo avrebbe esaltato la guerra santa, il martirio e i mujahideen morti in combattimento. Lui stesso, stando agli elementi raccolti nelle indagini, avrebbe manifestato il desiderio di sacrificarsi in nome di Dio. Un fotomontaggio di lui seduto sui gradini del Duomo e accanto l'immagine di un uomo con il volto coperto. Per le forze dell'ordine elementi sufficienti per allontanare il 19enne dal nostro paese. Yahya al momento del rimpatrio avrebbe spiegato che si trattava di frasi scritte diversi anni fa, quando era un ragazzino. Ora, avrebbe spiegato, penso cose diverse, amo la pace e l'Italia, sono contro ogni tipo di violenza. Giustificazioni che però non convincono del tutto il sindaco Rossetto. Errori di gioventù, ma certe situazioni vanno rimosse e quindi io ritengo che, come ho detto prima, che le forze dell'ordine abbiano fatto il loro dovere e se stavano cercando, se stavano mettendo sotto controllo questa persona, sicuramente avranno capito che questa persona del tutto innocua forse non è.